Qual è la risposta da dare in questo momento all'emergenza maltempo e alla tutela del territorio? Io penso che sia importante riscrivere il bilancio, non è sufficiente chiedere più soldi, più energie organizzative a livello nazionale, cosa che si deve fare, bisogna che anche il Presidente Zaia si convinca che il bilancio regionale va rivisto a fronte delle nuove emergenze, bisogna mettere più risorse per aiutare le famiglie, le imprese, le comunità locali che sono in grossa difficoltà, sto pensando alla montagna, alle aree di pianura che si sono allagate, la realtà della riviera, dei litorali veneti. Credo che questa sia l'azione importante da mettere in campo in questa fase. Naturalmente bisogna evitare che si vada su un bilancio tradizionale, deve essere un bilancio che risponde alla fase emergenziale importante che stiamo vivendo.